l'orgoglio anche di Udinese per la Vita, la cui esponente principale, diciamo, come tutti sappiamo, è la signora Pozzo, grazie alla cui sensibilità, appunto, Udinese per la Vita è nata 10 anni fa. Mi piace sottolineare che a maggio celebreremo il decennale. Ebbene, mi faccia dire l'orgoglio di Udinese per la Vita, appunto, di inserirsi e di aver potuto dare quel supporto di cui lei ha fatto cenno in un contesto particolare nel quale, come lei ha sottolineato, quando si accederà a questa stanza lo si farà con dei dubbi circa il futuro. Si entra in una fase particolarissima della vita. Il fa riferimento a quella che in fondo anche il poeta, dicendo festa per strada, festa in ogni via, diceva Saba, descrivendo la partita di calcio, no? Parlare di una partita di calcio credo sia comunque, a prescindere, un sollievo. E quindi in quest'ottica e con questa affermazione siamo noi a dover ringraziare chi di dovere, l'ente ospedaliero e quant'altri, per questa occasione che peraltro ci aiuta a sentirci migliori, noi che veniamo da un mondo che non perde occasione purtroppo per dare non troppo edificanti prove di sé. Quindi con l'orgoglio dico la soddisfazione e i ringraziamenti allo stesso tempo. Credo che adesso Leonardo, che è presidente di Fondazione Milan. Io mi aggiungo sicuramente a Pasqualì, che è un amico, un grande amico del Milan, credo che Udinese e Milan, questa tradizione, questa amicizia è lunghissima, sono storie infinite a livello sportivo e siamo molto felici perché adesso diventiamo anche amici in un'evoluzione sociale. Io veramente sono molto d'accordo, lavoriamo già da tanti anni nel settore sociale e crediamo tanto in questo triangolo fra gli enti pubblici, diciamo, l'iniziativa privata e le onlus che sono in mezzo cercando di fare da tramite. Credo che lo sport ha una capacità enorme di mobilitare le persone, di comunicare e anche di far capire, dare dei messaggi. I nostri giocatori oggi sono giocatori interplanetari, nel senso sono immagini che ci danno tanto e noi stiamo facendo tante cose. Credo che Udinese sono 10 anni, noi siamo 5 anni, credo che è un esempio anche per noi, Udinese per la Vita, come società calcistica, perché ci riconosciamo come agenti di trasformazione sociale veramente importanti. Il fatto è che si riesce anche a livello concreto a dare un sostegno. Noi saremo vicini, noi, come ho detto prima, cerchiamo di analizzare il progetto, capire meglio per essere veramente un partner. Credo che qui nasce sicuramente una partnership, credo che con Udinese possiamo fare tante cose in questo ospedale, credo che è un primo passo importante, vorremmo essere vicini, faccio complimenti per il suo impegno, l'impegno di tutta la struttura, perché capiamo quanto è importante e quanto è difficile tante volte eseguire un lavoro del genere, per quello siamo veramente vicini di cuore e spero che questa cosa vada per tanti anni, perché si riconosce veramente l'importanza di questa struttura in questa provincia. Per quello complimenti, grazie di questa partnership e tanti auguri a tutti noi. Per questa nuova realizzazione che in qualche maniera completa l'offerta sanitaria di questa città in un settore critico in cui avevamo molti problemi, anche se poi altre iniziative sono in itinere, perché insomma la pianificazione sanitaria prevede anche